di Bruxelles, penso che le poche parole critiche che lui ha letto siano state abbastanza intuitive. Ecco, io vorrei aggiungere ancora una cosa per quel che riguarda François Peirce, che dietro nella sua arte c'è tutto il grande filone dell'arte diciamo belga ed europea. Il Belgio è un paese, Bruxelles in particolare era considerata nell'Ottocento la più bella città del mondo, grazie alle ricchezze anche del Congo con il re Leopoldo eccetera. Quindi è stato un grande paese nell'Ottocento, lo è tuttora adesso, e Bruxelles è stupenda e ricca d'arte e con dei fenomeni di eccezionale importanza, come per esempio Victor Horta, che è stato il grande architetto che per primo ha lanciato l'idea dell'architettura totale, cioè che l'architetto non progetta soltanto la crisalide, le forme dell'edificio, ma fino all'ultimo oggetto. E a Bruxelles c'è una splendida casa, le Maison Horta, dove lui si è progettato perfino il water, per dire. Ecco, quindi oltre a questo voi sapete che c'è la grande arte fiamminga, cioè che è anche stato un periodo importantissimo, c'è il surrealismo con Magritte, Delvaux. Ecco, questo Belgio ricco d'arte scorre nelle vene del nostro François, e quindi questa è la sua espressione prediletta, che è un espressionismo figurativo venato anche di un lieve romanticismo e di un lieve lirismo, ma dentro c'è tutta questa grande cultura artistica. Ecco, io ripasso la parola al dottor Tossi e casomai... Sì. Moi, j'espérais qu'elle ose vous indiquer quelques exemples en le commentant d'une façon un peu plus approfondie, parce qu'il y a différentes façons d'approcher la réalité tout en étant très souple et agréable. Je préfère que tu le fasses maintenant, parce qu'après, on va donner la parole a ces secteurs. Ok, qui vediamo ci sono alcuni filoni diversi di pittura. C'è l'acquerello che si esplica in più tematiche, vedete l'Africa, François Peirce è console di Tunisia nelle Fiandre occidentali da 25 anni, quindi è un paese che voi vedete lì in fondo, che lui dipinge così d'amblè immediatamente e ricordo che l'acquerello è l'arte pittorica più difficile, più perigliosa che ci sia, perché non ammette ripensamenti. Vedete che poi ci sono altre tematiche, cioè la natura olandese e belga e il meraviglioso mare del nord, che come vedete ha questa luce dorata, questa trasparenza, questa leggerezza, e una luce che poi si protrae fino a tarda sera al nord. E volevo fare un paragone con la pittura nostra che, agganciata alla cultura austro-ungarica, ha molto spesso una venatura che potremmo definire Sturm und Drang, no? Cioè tempesta e impeto, cioè quelle atmosfere un po' cupe, un po' nordiche, ma guardate un po' che invece nel nord c'è una luce diversa. Le tematiche troverete nell'altra parettina, troverete anche il mondo animale reso con grande charme, con grande leggerezza, come tutta l'opera sua.